Covid e scuola, muro contro muro tra regione e governo. Zaia ribadisce la linea sul tema più delicato, quello dei trasporti. Nei mezzi dice deve essere garantita massima capienza. Poi la nota nel pomeriggio è tardi e siamo in alto mare. Intanto il viceministro all'istruzione Anna Ascani oggi a Treviso ha chiarito il tema mascherine. Non si useranno quando si è seduti al banco se il distanziamento è garantito. A Miane le scuole non chiuderanno il 20-21 settembre per le elezioni. L'amministrazione comunale infatti è riuscita a spostare i seggi al Palazzetto dello Sport per non interrompere le elezioni. Imbrattati i muri esterni e le vetrate delle scuole Felicent a Treviso. L'ira del sindaco Mario Conte: stiamo lavorando senza sosta per far riaprire le scuole. Poi arrivano i vandali imbecilli, avvieremo un'indagine. Restano in carcere i 4 profughi arrestati all'ex caserma Serena. Il GIP respinge la richiesta dei legali che chiedevano la revoca o la mitigazione della misura. Aumentano i controlli sul PUT. La polizia locale di Treviso mette in campo i telelaser per pizzicare chi sfreccia lungo l'anello esterno della città. Un altro evento cancellato causa Covid. Non si farà l'edizione 2020 della Corsa Treviso in Rosa prevista il 6 settembre, appuntamento rinviato al 2021. 42 anni fa l'elevazione al soglio pontificio di Papa Luciani. Da Roma intanto la notizia della nomina del comitato scientifico della Fondazione Vaticana dedicata a Giovanni Paolo I. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano lo avete sentito anche dai titoli, il tema scuola, perché è ancora muro contro muro tra regioni e governo sull'avvio dell'anno scolastico tra meno di 3 settimane. Siamo ancora in alto mare, ha ammesso lo stesso governatore del Veneto Zaia al termine della conferenza Stato-Regioni, dove ha ribadito la linea sul tema più delicato, quello dei trasporti. Noi abbiamo come obiettivo e come proposta sempre il rispetto ai trasporti, che sono strettamente correlati con la scuola, l'idea di dare la possibilità di avere una capienza nei mezzi di trasporto, treni o quindi su ferro o su gomma, che sia pari all'omologazione del mezzo. La linea del Veneto è stata ribadita al vertice Stato-Regioni, incontro che sembrava decisivo, invece da più fonti viene bollato come interlocutorio. È questo il nuovo fronte, più degli stessi banchi con le rotelle, che ha animato il dibattito ferragostano. Del resto, trovati gli spazi, soprattutto in Veneto, la criticità si sposta nel tragitto casa-scuola, con il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale che sembra inamovibile sulla richiesta al governo di garantire 1 metro tra un passeggero e l'altro, misura che le regioni contestano. Rischiamo il caos, hanno sottolineato i governatori, che tradotto significa non riuscire a garantire trasporti per tutti gli studenti. Il pericolo quindi è quello di lasciarne parecchi a terra. Massima capienza di bus, scuolabus e treni è dunque la richiesta del Veneto, pur con una precisazione di sostanza. Ovviamente stare nel mezzo con la mascherina obbligatoria. Una volta in classe la mascherina però per Zaia deve diventare l'eccezione e non la regola, soprattutto per gli studenti. A scuola pensiamo che sia doveroso semplificare, mantenere la distanza di 1 metro da bocca a bocca, come dicono le riviste scientifiche, rispetto agli studenti, e l'obbligo della mascherina per gli operatori e per gli insegnanti. Quel mondo della scuola che in questi giorni, seppur in via volontaria, si sta sottoponendo a screening su tutto il territorio regionale, dove già sono emerse delle prime positività. Vi ricordo che abbiamo 95.000 insegnanti da testare, da operatori da testare, e voglio anche ricordare che lo stiamo facendo sia come sanità pubblica che con l'ausilio dei medici di base, nel momento in cui i medici di base accettano di testare i loro pazienti che sono insegnanti. Per loro vale l'appello generale, soprattutto per chi è rientrato o sta rientrando dai paesi più colpiti come la Croazia. Oggi sappiamo che almeno il 60% delle positività provengono dai vacanzieri o provengono, fra virgolette, dall'estero. Bisogna dire ai cittadini di stare attenti, perché quando si va all'estero non bisogna far baldoria e dimenticare che a casa c'è il virus. Intanto questa mattina a Paese a fare chiarezza su alcuni nodi cruciali della scuola è stato il vice ministro all'istruzione Anna Ascani. Le mascherine non si useranno quando si è seduti al banco se il distanziamento è garantito, ha detto, e poi rivolgendosi alle famiglie trevigiane ha spiegato: riapriremo le scuole in sicurezza. Noi forniremo 10 milioni di mascherine gratuite al giorno alle scuole italiane, perché
tutti gli studenti e il personale possano avere a disposizione, nei momenti in cui il distanziamento non è garantito, un dispositivo di protezione personale per proteggere se stessi e gli altri. Al banco, cioè dove il distanziamento è garantito, il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che non è necessario indossare per 5 ore consecutive la mascherina. Quindi anche qui la polemica che si fa in realtà è una polemica non fondata sulla lettura dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, che su questo invece ha dato una risposta chiara. Cerca di fare chiarezza innanzitutto sul nodo mascherine Anna Ascani, vice ministro all'istruzione in Veneto, per supportare la campagna DEM alle regionali. Mascherine sì, ma non sul banco, quindi se il distanziamento è garantito. E sul nodo trasporti la vice del ministro Azzolina è altrettanto netta. Sui trasporti anche qui il CTS si è espresso dicendo che non si può derogare al distanziamento, perché il distanziamento è quello che più di tutto ci garantisce la capacità di limitare i contagi. Naturalmente proprio per questo dovremo andare incontro agli enti locali che dall'altro lato dovranno garantire il servizio. A tal proposito, nei giorni in cui si dovrebbe decidere una linea comune, Ascani auspica la collaborazione tra governo e Regione del Veneto, sulla falsariga anche i candidati a Venezia. La Regione, a mio avviso, deve collaborare strettamente con il governo, con il Ministero, perché da parte del Ministero si sono vagliate tutte le difficoltà, le possibilità, le varianti che ci sono. L'importante è collaborare. E dal mercato di paese Ascani si rivolge direttamente alle famiglie venete. La scuola riapre perché i bambini e i ragazzi hanno il diritto di tornare a scuola in presenza e in sicurezza però, e che quindi garantiremo loro la possibilità di tornare tra i banchi in tranquillità, a loro, al personale della scuola che ci ha dato una grande mano in questi mesi complicatissimi, e naturalmente alle loro famiglie. A prescindere dalle modalità di utilizzo, il fatto che alunni e insegnanti debbano a scuola portare la mascherina trova scettici i trevigiani. La mascherina è utile, è inevitabile, però per un bambino credo che sia una cosa un po' difficile da gestire. Dà fastidio a noi adulti, figurarsi i bambini. Se sei in tanti bambini forse sì, ma se sei pochi, 6 anni, mi dice ancora piccoli, per obbligarli a tenere la mascherina. Secondo me i bambini sono in grado di capire tutto quanto, quindi se si spiega il rischio che incorrono, penso siano capaci appunto di capire la necessità di tenere le mascherine. L'ideale a mio avviso sarebbe di avere il distanziamento tra i banchi come si era ipotizzato con la ministra Azzolina, e a sfavore della mascherina, perché è veramente quasi impossibile che i bambini riescano a tenerla. Se cominciamo a fare tutti quello che vogliamo già, siamo a dare i numeri tutti. Le mascherine possono andare bene in determinati momenti, ma non nei momenti della scuola. I bambini hanno bisogno di socialità, hanno bisogno di parlare tra di loro. Se gli esperti ritengono che sia necessario, è giusto che si abituino anche loro. Potrebbe essere anche giusto, però è difficile da attuare secondo me. Distanziamento e basta, anche perché i bambini la mascherina non la tengono su come non la teniamo su neanche noi a momenti. Sarebbe giusto, ma è poco fattibile secondo me, perché io vedo lui che purtroppo non riesce a tenerla più di quel tanto, gli cade sempre, si dimentica di tirarla su. Trovo difficile che con i suoi compagni mentre giocano si tengano sempre la mascherina e soprattutto tengano le distanze uno dall'altro. Per me è giusto dai 6 anni in su, perché sono come noi. Non come noi vecchi, ma insomma possono portare qualcosa. Riescono in sonorice secondo lei? A quell'età imparano. A scuola si va per imparare, impareranno anche questa. Intanto a Miane le scuole non chiuderanno il 20-21 settembre per le elezioni. L'amministrazione comunale infatti è riuscita a spostare le urne nel palazzetto dello sport per evitare la sospensione delle elezioni. Ce l'abbiamo fatta, sì, era una cosa auspicata da molti, effettivamente diciamo che dover perdere scuola appena iniziata ci sembrava un po' strano, un po' assurdo, insomma, quindi abbiamo accolto l'invito che c'era arrivato dal Ministero tramite la Prefettura e appunto siamo riusciti a spostare i seggi. Miane è tra i primi comuni della Marca ad aver colto l'invito del Ministero di trovare laddove possibile spazi alternativi alle scuole per ospitare le urne per le elezioni del 20 e 21 settembre. Una richiesta che l'onorevole della Lega, Angela Colmellere, ex sindaco proprio di Miane, aveva avanzato in Parlamento mesi fa.
Era metà maggio quando chiedevo al governo di poter allestire i seggi elettorali al di fuori delle scuole, proprio perché queste erano state chiuse per troppo tempo e perché vi era una serie di problemi di sanificazione, di allestimento, eccetera, che avrebbero ancora interrotto l'attività scolastica. Questa proposta è stata accolta favorevolmente, quindi adesso si potranno allestire seggi al di fuori delle scuole. A Miani, seggi 1 e 2 quest'anno cambieranno dunque collocazione. E per questa volta andranno a votare il palazzetto che c'è in via Caldimezzo, praticamente, che è appena fuori il centro abitato. È un palazzetto nuovo che è stato fatto qualche anno fa e si prestava appunto a tutte le esigenze anche del caso, quindi anche le normative anti-Covid. Il palazzetto avrà un'entrata e un'uscita distinte come richiesto dalle misure anti-Covid, mentre gli spogliatoi ospiteranno i seggi. Naturalmente a Miani è stato possibile fare questo, sottolinea l'onorevole Colmellere, ma non in tutti i comuni sarà fattibile trovare un'alternativa. Ribadisce questo anche il primo cittadino del piccolo comune trevigiano. Non è così semplice individuare luoghi diversi dalle scuole, ma noi, conclude Buso, avevamo già la soluzione in casa. Restano in carcere i 4 profughi arrestati nei giorni scorsi al centro di accoglienza dell'ex caserma Serena di Dosson. Il GIP ha infatti respinto la richiesta dei legali con cui si chiedeva la revoca o la mitigazione della misura della custodia cautelare in carcere. I 4 richiedenti asilo o cercato riparo dopo le scandescenze dei rivoltosi. Alcuni sanitari erano stati scaraventati a terra. Le indagini avevano disposto la custodia cautelare per 4 richiedenti asilo sui quali ora pende l'accusa di sequestro di persona, devastazione e saccheggio in concorso. Al 25enne gambiano l'ordinanza era stata notificata direttamente in carcere. Il 1° agosto era stato infatti arrestato in flagranza di reato dopo aver devastato l'infermeria dell'ex Serena e aver aggredito 3 sanitari. Nel conteggio dei positivi e dei decessi c'è un fronte statistico di cui dobbiamo darvi conto e che vi abbiamo già anticipato ieri sera e riguarda l'interpretazione degli ultimi bollettini di Azienda Zero Regione Veneto, in particolare il balzo di 11 decessi che si è registrato nelle ultime ore. Con una nota la Regione del Veneto fa sapere che questi 11 deceduti sono stati conteggiati solo ieri, ma sono soggetti morti sul territorio, non in ospedale negli ultimi giorni. Viene anche precisato, sempre dalla Regione, che si tratta in gran parte di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, ma che nel frattempo si sono negativizzati e che su indicazione del Ministero vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid. Noi siamo naturalmente in contatto con la Regione per capirne di più e potremmo dunque definirlo un vero e proprio giallo statistico che cercheremo di chiarire e di rendervi e di informarvi nei prossimi telegiornali. 984 tra insegnanti e personale ATA che ha scelto di sottoporsi al test sierologico nel secondo giorno di screening e 996 tamponi rapidi effettuati in giornata nei punti di accesso rapido tra vacanzieri e chi presenta febbri e sintomi compatibili con il coronavirus. Continua la maxi campagna di screening con test sierologico sul personale scolastico avviata dall'ULSS 2 sui potenziali 18.000 docenti e personale ATA del Trevigiano, che ha portato nel secondo giorno di adesione volontaria all'affluenza di 984 persone, di cui 4 risultate positive al test pungidito, poi richiamate per effettuare il tampone. Sono state 2 giornate con un buon afflusso anche qui da parte degli insegnanti. Riprenderemo a fare i test per gli insegnanti dal 31 di agosto fino al 6 di settembre, dalle 14 alle 20 tutti i giorni, e i nostri medici di famiglia, soprattutto una parte di medici di famiglia, sta lavorando alacremente per fare i propri assistiti negli ambulatori. E per terminare lo screening a tappeto degli insegnanti si stanno predisponendo anche dei punti territoriali nelle palestre messe a disposizione dai sindaci, dove i medici di famiglia supportati da infermieri potranno eseguirli ai restanti insegnanti. Ma quello rivolto alla scuola non è l'unico fronte aperto del controllo sulla diffusione del virus nella Marca. Oggi si contano infatti 996 tamponi rapidi effettuati nei 4 punti di screening
screening ad accesso diretto di Castelfranco, Treviso, Derso Conegliano, che accolgono dal 15 agosto i vacanzieri tenuti per obbligo a sottoporsi a tampone, arrivando da paesi a rischio, Spagna, Croazia, Grecia e Malta, sedi che a partire da ieri e tutte le mattine accolgono anche chi presenta febbre superiore a 37,5 e almeno uno dei sintomi tra febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Abbiamo fatto 996 persone, è un numero adeguato, credo che sia il numero ormai che dovremmo aspettarci tranquillamente ogni giorno, ma questo ci dà la possibilità ovviamente di testare e di isolare casomai le persone nel momento in cui siano positive e quindi fare quell'attività che ha contraddistinto e continua a contraddistinguere il Veneto, che è quella di andare a vedere caso per caso e poi andare anche a testare le famiglie in modo tale da isolare completamente la trasmissione del virus. Altro fronte caldo il focolaio nell'ex caserma Serena, in cui oggi sono stati effettuati tamponi alle 83 persone risultate positive all'ultimo screening. E adesso un'indagine INPS portata alla luce dall'AFPost per verificare la validità delle richieste CIG da parte delle aziende per l'emergenza Covid. In Veneto 13 i casi che hanno richiesto ulteriori accertamenti. Parliamo di 215.026 domande in Veneto. Ecco perché dico che 13 casi. I 3 oggetti certamente ispettivo perché probabilmente fraudolenti è un dato che può rassicurare sul comportamento corretto del sistema. 13 aziende in Veneto per le quali sono stati necessari approfondimenti su oltre 215.000 richieste pervenute tra cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario del Fondo Solidarietà. Un numero esiguo che dimostra il comportamento corretto degli imprenditori veneti, sottolinea il direttore dell'INPS regionale Pone. È il sito dell'AFPost ad aver portato alla luce un'indagine che avrebbero condotto, si legge nel portale, la direzione e gli ispettori di vigilanza dell'INPS a livello nazionale per verificare i requisiti delle aziende italiane che avevano fatto richiesta della CIG per l'emergenza Covid. Spiega il direttore Pone che di fronte a prestazioni a sostegno del reddito, oltre a controlli formali, vi sono anche verifiche successive condotte dalla Direzione Centrale Antifrode, che in questa circostanza si sono in particolare concentrate su richieste di iscrizione di nuove attività o riattivazione di aziende sospese con data antecedente il 23 febbraio ma ricevute successivamente, e ancora attenzionate comunicazioni su nuove assunzioni pervenute sempre dopo il 23 febbraio ma con effetto retroattivo antecedente tale giorno. Di fronte a queste situazioni si procede con ulteriori approfondimenti, spiega Pone, incrociando i dati sull'attività dell'azienda e in caso di anomalie si va avanti con un contraddittorio con l'impresa. In Veneto 13 casi che hanno richiesto una verifica. Lo possiamo assumere come dire, un indizio di una sostanziale correttezza di comportamento. I casi in cui si è veramente attivata una verifica di carattere ispettivo sono stati soltanto 3. Nei restanti 10 casi si è accertata la validità delle richieste. Ed effettivamente tutto il quadro complessivo combaciava nell'affermare che queste assunzioni, per esempio, erano state effettivamente fatte prima del 23 febbraio e semplicemente si trattava di comunicazioni tardive. Ma l'INPS sta anche monitorando il tiraggio della deroga, cioè il rapporto tra quanto effettivamente fruito e quanto autorizzato, in Veneto pari a meno 50%. Le aziende avevano chiesto cassa integrazione, nel momento in cui hanno potuto riprendere l'attività, hanno effettivamente poi lo hanno fatto in chiaro, cioè hanno, diciamo così, gestito questa partita operando le opportune comunicazioni. Prima della pubblicità diamo uno sguardo insieme al bollettino di Azienda Zero appena arrivato con gli ultimi casi positivi registrati nella nostra regione. Vediamo che ci sono 45 positivi in più nelle ultime ore in Veneto. Eccolo qui il dato, di questi 10 si registrano in provincia di Treviso. C'è poi da registrare un'impennata dei ricoveri nelle aree non critiche. Se ne registrano infatti nelle ultime ore rispetto al bollettino di questa mattina 11 ricoveri in più in area non critica, lo sottolineiamo, e di questi 7 in provincia di Treviso. Resta stabile invece il numero dei ricoverati in terapia intensiva, come non si registrano nelle ultime ore nuovi decessi negli ospedali del Veneto. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta per parlare dell'atto di vandalismo che ha interessato le scuole secondarie Felicent di Treviso. Muri e vetrate imbrattate. La denuncia arriva dallo stesso sindaco di Treviso, Mario Conte, in un post. Stiamo facendo il massimo per sistemare gli istituti in vista dell'imminente inizio dell'anno, scrive il primo cittadino. Qualche imbecille però ha pensato bene di imbrattare muri e vetrate della scuola Felicent con scarabocchi schifosi. Io mi chiedo perché. Queste sono le cose che mi fanno inviperire, continua Conte, perché denotano la mancanza di rispetto per la comunità e una stupidità di base che purtroppo in certi casi è un male incurabile. Ora, conclude Conte, scatteranno le indagini, ma il danno c'è e, cosa che mi fa ancora più arrabbiare, dovremo pagarlo tutti noi. E aumentano i controlli, restiamo a Treviso, lungo il PUT. La Polizia Locale di Treviso mette in campo i telelaser per pizzicare chi sfreccia lungo l'anello esterno della città. L'orario notturno il più critico e le sanzioni ai trasgressori dei limiti di velocità molto salate. Un piano di controlli antivelocità sul PUT, in cui da tempo i residenti segnalano la presenza di automobilisti che sfrecciano a tutta velocità. Per questo le pattuglie della polizia locale saranno impegnate nelle ore serali e notturne, specie nei fine settimana, con i telelaser per controllare che i limiti vengano rispettati. Impegneremo dalla una o due pattuglie in modo tale che potremo fermare direttamente le persone, quindi con una contestazione immediata. Attenzione particolare, dalle 22 alle 7 chi trasgredisce, oltre a mettere a repentaglio se stesso e gli altri, rischia il ritiro della patente. Le sanzioni, come dicevo, sono molto pesanti, in quanto la patente potrà essere ritirata qualora il superamento del limite è di oltre 40 km/h, con sanzioni che arrivano nell'orario notturno, e cioè dalle 22 alle 7 del mattino, anche a oltre 1.000 euro. Inoltre, nei prossimi giorni, Polizia Locale e Settore Mobilità procederanno al posizionamento sull'anello esterno alla cinta muraria dei contaveicoli in grado di rilevare anche la velocità, in modo tale da avere un quadro completo delle eventuali situazioni critiche legate al mancato rispetto dei limiti. In base ai dati raccolti potranno essere installati alcuni velox, armadi blindati dove periodicamente potrà essere inserito il rilevatore con la presenza di almeno un operatore di polizia locale. Tanta paura per un automobilista che questa mattina è rimasto in panne con la sua auto in entrata della rotonda in via Padova, Caerano San Marco. La vettura alimentata a benzina poi improvvisamente si è incendiata. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna e i carabinieri. A causa di quanto accaduto si sono registrati alcuni disagi alla viabilità. L'edizione 2020 della Treviso in rosa non si farà, lo comunica in una nota Kasugana dicendo che preso atto di quanto rappresentato e osservato dalla Prefettura di Treviso e delle norme attualmente vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19, non ci sono le condizioni per lo svolgimento della camminata in programma il prossimo 6 settembre. Sempre nella nota, l'amministrazione comunale esprime rammarico per la cancellazione dell'evento benefico, avendo cercato in accordo con gli organizzatori la soluzione migliore per garantire che questo si svolgesse in totale sicurezza e con le necessarie precauzioni. Appuntamento dunque rinviato al 2021 per una edizione all'insegna dello sport e della solidarietà. E adesso apriamo la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Irragionevole situazione di stallo per un'ostruzione istituzionalmente anomala degli istituti di credito. Prende carta e penna il commissario straordinario di ACC Maurizio Castro e rivolge un accorato appello all'assessore regionale Donazzan per superare una situazione paradossale e ingiusta che rischia di mandare in fumo gli sforzi sin qui profusi per il salvataggio dell'ultimo presidio attivo del comparto del comprensorio in Europa.
La scadenza del 25 agosto va in archivio con un nulla di fatto per ACC, che necessita di un supporto finanziario necessario alla continuità industriale dello storico sito produttivo di Borgo Valbelluna, 305 addetti e 1,8 milioni di compressori per la refrigerazione domestica realizzati solo nell'ultimo anno. I principali istituti di credito operanti sul territorio si sono defilati, tutti salvo Banca Ifis, che però ha dato una disponibilità di massima condizionata al perfezionamento della garanzia statale e per eventuali interventi ponte ha dichiarato di poterli prendere in considerazione solo in modalità factoring, vale a dire attraverso la cessione di crediti esistenti o futuri da parte dell'azienda. La delusione, già palesata lunedì dai sindacati, si aggiunge a quella del commissario straordinario Maurizio Castro, che oggi ha scritto all'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan per l'urgente attivazione di ogni rimedio utile a superare l'attuale insidiosa e irragionevole situazione di stallo. Castro definisce il voltafaccia delle banche un'oggettiva ostruzione istituzionalmente anomala all'architettura normativa in vigore da oltre 20 anni e utilizzata in modo costante in altre situazioni di crisi e anche nella precedente amministrazione straordinaria di ACC e con pieno successo. Alle banche evidentemente non interessa neppure la richiesta fatta dal Governo alla Commissione europea lo scorso 3 agosto perché autorizzi un aiuto di Stato di 12,5 milioni di euro che già per gli istituti di credito dovrebbe essere una garanzia. Le ragioni di questo atteggiamento restano oscure. Alla fine del prossimo mese di settembre si esaurirà la liquidità disponibile con tutte le drammatiche e laceranti conseguenze industriali e sociali connesse a una simile condizione traumatica, scrive Castro, che propone a garanzia l'istituzione di un organismo di controllo che monitori e vigili sull'esecuzione del piano e sul processo di cessione di ACC. L'opzione, l'ultima, mentre sui lavoratori e sull'intera comunità incombe nuovamente il rischio di un pericolo imminente. Ad oggi constatiamo un'assenza di disponibilità concreta al supporto finanziario da parte del sistema bancario all'amministrazione straordinaria di Italia Wanbao ACC, nonostante la presenza di appositi quanto esclusivi strumenti di garanzia statali. Come istituzioni ci stiamo spendendo per rilanciare il sito produttivo, così l'assessore regionale Elena Donazzan, che annuncia la convocazione di un tavolo di confronto per martedì 8 settembre con tutte le principali parti economiche e sociali regionali interessate. 33 giorni di pontificato, uno spazio tanto breve quanto intenso per lasciare un ricordo indelebile. Nel giorno del 42esimo anniversario dell'elevazione al soglio pontificio di Papa Luciani da Roma, la notizia della nomina del Comitato Scientifico della Fondazione Vaticana dedicata a Giovanni Paolo I. L'aspetto archivistico è un elemento cruciale per la memoria di Papa Luciani. Albino fu il Papa dei 33 giorni, salì al soglio pontificio il 26 agosto di 42 anni fa e morì la notte del 28 settembre. Un evento inatteso quanto scioccante, attorno al quale negli anni si sono susseguite ipotesi discusse. La causa per la beatificazione di Giovanni Paolo I è stata accompagnata da una ricerca puntuale che è giunta a un punto decisivo. È di ieri la notizia della svolta su una presunta guarigione straordinaria avvenuta per intercessione di Giovanni Paolo I nel 2011 in Argentina, nella diocesi di Buenos Aires. La fase diocesana del processo Super Miro si è chiusa nel novembre 2017 e l'iter giudiziale presso la Congregazione delle Cause dei Santi è ora giunto alle sessioni di esami conclusive. A darne la notizia è stata la vice postulatrice del processo canonico Stefania Falasca, firma di Avvenire, che ha ricostruito minuto per minuto, ora dopo ora, sulla base dei referti medici, delle indagini e delle testimonianze che erano secretate nella Posizio, quel che accadde in Vaticano e negli appartamenti papali i giorni prima del decesso, la notte del trapasso e i giorni successivi. Una ricostruzione che ora fa il paio con la nascita del Comitato Scientifico nella Fondazione Vaticana, istituita da Papa Francesco. Il comitato è stato nominato dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, che tra i suoi componenti ha scelto anche Loris Serafini, agordino, archivista e direttore del Museo Albino Luciani. Nel pomeriggio a Canale d'Agordo folla di fedeli alla messa concelebrata dal vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni e il consueto via vai dal centro del paese alla dimora di Albino Luciani, che è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Che fine ha fatto
Intanto il Baupark annunciato dall'amministrazione Massaro e mai realizzato è la domanda della consigliera d'opposizione Roberta Olivotto, che ha presentato un'interrogazione su una questione molto sentita nel capoluogo. Nella fattispecie l'area per la sgambatura dei cani era stata individuata a Borgopra, a ridosso delle rive del torrente Ardo, e l'associazione che cura i cani abbandonati, APACA, si era resa disponibile a prendere in carico l'area per curarne la gestione e la manutenzione. Tuttavia, spiega Roberta Olivotto, dopo i primi promettenti incontri con l'assessore Biagio Giannone, nulla si è più saputo. La richiesta è appunto quella di capire quando il Comune passerà dalle promesse elettorali ai fatti. Con questa notizia termina questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si mantiene stabile perlomeno in questa giornata, perché a partire da venerdì arriverà una perturbazione e inizierà una fase di maltempo. Vediamo intanto le previsioni per giovedì 27 agosto. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento su tutte le province, vedete. Sarà asciutto e stabile con cielo sereno o al massimo con una parziale nuvolosità ma senza piogge. Uno sguardo alle temperature, minime fino a 22 gradi, massime invece tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, nessuna novità di rilievo, anche qui l'anticiclone protegge il territorio regionale, tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 29-30 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato ovunque, locali addensamenti sui settori di confine, ma non sono attese precipitazioni. Temperature minime sui 16 gradi, massime fino a 29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.